Ancora un carnevale di Marca, questa volta siamo a Vittorio Veneto, dove la gente, nonostante quello che sta succedendo nella regione Veneto, ha ancora voglia di festeggiare. Un carnevale all'insegna della sicurezza e del divertimento. Allora ragazze, come inizia questo carnevale a Vittorio Veneto per voi? Bene per il momento, però fa freddo. Freddo, sì. Voi siete di Vittorio Veneto? No, Sernaglia della Battaglia. E perché siete qui a Vittorio Veneto? Perché è un bel... La mia famiglia che è sul carro di Sernaglia della Battaglia. Ma sempre una famiglia di unicorni allora? Esattamente, sempre. Il Giappone è protagonista di questo carnevale a Vittorio Veneto, da dove venite? Noi veniamo da Casella d'Aso, comune di Aso, provincia di Treviso. È il decimo anno che facciamo questi carnevali. Siamo un gruppo di amici, una grande compagnia di amici che ogni anno fa il carnevale. E perché avete scelto il Giappone? Perché ogni anno cambiamo soggetto, Brasile, Spagna, Giappone, Russia e via discorrendo. E dall'anno prossimo torneremo con le maschere tradizionali. Eccolo qua l'imperatore, che cosa dice ai vittoriesi? Beh, auguro una buona giornata innanzitutto, anche se il tempo è così. Speriamo che ci sia divertimento per tutti. Ma lei è un imperatore clemente o molto severo? Molto severo direi. Potremmo chiedere ai miei parrocchiani, ma mi sa che direbbero molto severo. Siamo con gli amici di Sernaglia della Battaglia che hanno uno strumento davvero particolare. Di cosa si tratta? È un canone preparato apposta per il carnevale che ha una valvola che scarica subito l'aria, quindi il colpo è potente e calcando bene va molto lontano. Mostrateci una sfida carnevalesca! Vice Sindaco Posocco, nonostante l'allarme di queste ore, la gente ha voglia di divertirsi e il carnevale di Vittorio Veneto è pieno di gente. Sì, buongiorno, è effettivamente un bel pomeriggio allegro di spensieratezza, la gente ha risposto al carnevale grazie al richiamo dell'associazione Carnevale di Marca, si stanno divertendo, è un bellissimo pomeriggio, sono molto soddisfatto. Questo sarà l'ultimo carnevale dopo quelli che sono i provvedimenti arrivati dalla Regione Veneto. Il carnevale di Conegliano è stato annullato, ovviamente quelli di tutta la Regione Veneto, quindi anche quello principale di Venezia, però la dimostrazione che la gente vuole andare oltre la psicosi e vuole vivere la vita quotidiana l'abbiamo qui a Vittorio Veneto. Sì, esatto, mi dispiace, però è comprensibile l'annullamento delle prossime manifestazioni, mi dispiace per i volontari che le hanno preparate, che ci hanno messo l'impegno. Qui abbiamo visto a Vittorio Veneto che la gente veramente ha detto usciamo, divertiamoci e ci penseremo eventualmente più avanti se salteranno fuori dei problemi. L'amministrazione comunale deve assolutamente ringraziare l'associazione di Carnevale di Marca e tutti i volontari che partecipano a questa sfilata, ma anche a tutte le associazioni di volontariato che come Prealpi Soccorso, come i Carabinieri in Congedo, come la Croce Rossa, che stanno controllando che tutto funzioni bene. Con l'associazione Carnevale di Marca ormai si può tracciare un bilancio di questi carnevali, anche oggi a Vittorio Veneto tanta gente, tanta voglia di divertirsi. È vero, siamo, nonostante la psicosi che c'è stata per quanto riguarda purtroppo gli eventi che abbiamo del coronavirus, il pubblico, la gente ha risposto in maniera splendida qui a Vittorio Veneto, sono accorsi tanti, più del previsto le aspettative e quindi ci dà un conforto e ci dà la conferma che abbiamo fatto la scelta giusta di fare oggi la sfilata, chiaramente secondo le disposizioni, nulla è stato fatto in contrario. Sappiamo adesso che c'è un decreto regionale che dalle 24 di oggi vieta qualsiasi tipo di evento in tutta la Marca e tutto il Veneto, quindi godiamoci questa sfilata fino a stasera. Ricordiamoci che in contemporanea c'è una sfilata anche a Cornuda in questo momento. Certo, c'è anche a Cornuda il Carnevale del Crostolo, ma anche a Roncade, ho avuto la conferma che anche a Roncade le altre due sfilate del Carnevale di Marca sono in corso e le stanno facendo. Carnevale di Marca poi finirà con una festa collettiva, un gran galà dove ringrazierete tutti i volontari e tutte le istituzioni che hanno creduto in voi. Certamente. Doveva esserci chiaramente Martedì Grasso, ma come ormai sappiamo tutti, le sfilate e gli eventi di Martedì Grasso sono stati annullati, quindi non ci saranno le sfilate di martedì a Conegliano né a Treviso e neanche la seconda di Cornuda. Però insomma speriamo di organizzare, che non ci siano sviluppi ulteriori, chi lo sa, ormai si vive giorno per questa emergenza,
con il grande evento finale all'oratorio di San Vendemiano, in occasione del quale c'è l'estrazione dei biglietti della vincenti della lotteria di Cagliari Marca, e anche la cena di gala dove saranno presenti le amministrazioni, gli sponsor e tutti i volontari, i figuranti che partecipano qui. Con il consigliere Varaschin, Vittorio Veneto è la città dei grandi eventi, non solo la Dunata degli Alpini ma anche il Carnevale, la gente risponde sempre positivamente. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie. Questa è una dimostrazione che la gente vuole divertirsi, nonostante le brutte notizie la gente ha risposto bene, e ringraziamo, come avete detto prima, tutti i volontari che ci hanno dato una mano per questa manifestazione. Di nuovo grazie e arrivederci al prossimo evento.